Bentornati in diretta su Radio Padania, questa è 4 da Verona. È ritornato in conduzione con me il Fido Emiliano. Ciao Emiliano. Ciao Hermes, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Bene, allora hai passato una buona settimana? Sì, è stata, effettivamente penso fosse stata la prima volta che ho saltato da un anno e mezzo a questa parte, quindi è stata, come dire, se quando ti riprendi un tuo spazio, adesso non vorrei fartelo pesare, però è stato un buon mercoledì. Perfetto, sarà anche l'ultimo. Bene. Caro Emiliano, vuoi ricordare i numeri? No, lo farai dopo, perché in collegamento adesso abbiamo una giovane padana, veneta oltretutto, abbiamo in collegamento con noi dal Paese delle Meraviglie Alice. Ciao Alice! Ciao Hermes, ciao Emiliano, buona serata a tutti. Ciao Alice. Al Veneto orientale, giusto? Esatto, da Sandonà di Piave. Nuova attività dei giovani padani e vedo, insomma, avete aperto un nuovo blog. Sì, abbiamo aperto un blog da circa un mese, si chiama leganordvo.blogspot.com e siamo molto felici di presentarvelo anche su Radio Padania, la vostra trasmissione, e niente. Sai che Hermes è molto cattivo quando fa i commenti, quindi devi cercare di indorargli la pillola, perché sennò dopo diventa Hermes che conosciamo. Beh, ovvio. Guarda che Sì, non è che tu Emiliano adesso tu brilli per... Emiliano, del fatto che Alice non ha capito la tua battuta e onestamente neanche i nostri radioascoltatori, e se devo dirla tutta, anch'io parzialmente. Ma cara Alice, cosa possiamo trovare invece su questo blog? Allora, il nostro blog parla un po' di tutto, nel senso che trattiamo un po' di iniziative che vengono proposte qui nel nostro territorio, però ci interessiamo anche di politica nazionale, forse anche di politica estera. Adesso vediamo un po' come ci riusciamo a gestirci. Niente, pubblichiamo circa 2 articoli a settimana e fra poco inizieremo anche a pubblicare qualche video con delle interviste ai nostri amministratori locali e onorevoli, quant'altro, e basta. Il blog è assolutamente autogestito dai giovani padani, lo scriviamo tutto noi, sono le nostre opinioni, è il nostro modo di vedere la situazione in generale. Non siamo pagati da nessuno, sono le nostre opinioni libere e basta, questo è quanto. Devo chiederti Alice, nei documenti, nel materiale che avete pubblicato, c'è anche qualcosina riguardo al viaggio che abbiamo fatto a Strasburgo a dicembre? No, a Strasburgo no, perché il blog è partito a fine gennaio e quindi Strasburgo era un po' datata per l'epoca, perché comunque cerchiamo di rimanere sempre sul pezzo. Certo, quell'evento era datato come il nostro caro Emiliano, anche lui è un po' datato. No, poverino, però abbiamo pubblicato un articolo sull'ultima cena che abbiamo fatto sabato in merito al Capodanno Veneto e ai gazebi nei quali abbiamo raccolto circa 100.000 firme in tutto il Veneto. Ecco, come sono andate le firme da voi, nella vostra zona? Da noi, nonostante il brutto tempo che ha colpito tutta la provincia, con grandine addirittura, abbiamo messo in piedi quasi tutti i gazebi e abbiamo raccolto un bel po' di firme. Tra l'altro questo fine settimana faremo di nuovo gazebo anche per sostenere la nuova proposta del federale, ossia quella sugli asili nido, e quindi uniremo le 2 iniziative, la raccolta firme per l'indipendenza e questa. È una cosa che dovremmo prendere esempio, sai Hermes, ti vedo un po' rilassato, non intervieni come al tuo solito. No, perché altrimenti sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, visto che di fianco a un infermo. Ecco, guarda, sei simpatico come... Ti ricordi che bello che era Alice a Strasburgo, che Hermes l'abbiamo bombato di antibiotici da quando siamo partiti e quando siamo tornati? Ma povero Hermes, Strasburgo è sempre un'esperienza un po' traumatica per Hermes.
perché io 2 anni che vengo a Strasburgo, 2 anni che c'è Hermes e ogni volta, o per un motivo o per un altro, si va sempre male. Sarà qualcuno che gli dà qualcosa, perché sai... Sì, secondo me sono io che porto sfiga a questo punto. Mai, non è vero, non è vero. Sto Assolutamente no. scherzando. Bene Alice, ti invito a pubblicare sul gruppo di Quattro Ciaccole su Facebook ovviamente il link al blog, in modo che dopo Certo. tutti i nostri radioascoltatori possono andare a pescare l'indirizzo direttamente lì, se lo fossero Assolutamente perso, sì, tra l'altro io inoltre vi invito a cliccare mi piace sulla nostra pagina di Facebook, Giovani Padani Veneto Orientale, dove appunto vengono sistematicamente pubblicati anche i link al blog dei nostri articoli. Certo, no, ci fai concorrenza così, questa è concorrenza. Noi siamo super tecnologici qua in Veneto Orientale. Ciao Alice, buona Padania. Ciao Hermes, ciao Emiliano, buona Padania a voi. Una volta che non pubblicizzerai il nostro blog. Certo, assolutamente. Ciao Alice. Ciao. Bene, adesso potremo andare con uno stacco musicale, caro Emiliano, dopo ritornare in diretta con Quattro Ciaccole.
Bentornati in diretta su Radio Padania, questa è Quattro Ciaccole, al mio fianco ancora il caro Emiliano. Caro Emiliano, a proposito, è uscita la notizia in questi giorni, premio Nobel. Sì. Candidati, ci sono diversi candidati. Sì. Ma ce ne sono due che sono abbastanza distanti, i nomi che sono stati fatti, a parte che non so se esistono le candidature, però uno è abbastanza, come dire, scontato per quello che ha fatto in questi ultimi anni. L'altro lascia ad alcuni, non a tutti, un po' perplesso. Ti stai riferendo al Papa? Beh, insomma, è stato molto pacifista quando non ha mai difeso i cristiani, quindi probabilmente per quello che l'hanno candidato. Mentre Putin, sappiamo che Putin ha evitato la guerra in Siria, ha evitato la guerra in Ucraina, purtroppo, ma non era colpa sua, non è riuscito a intervenire per bloccare Sarkozy, quindi la guerra in Libia c'è stata, e diciamo che ogni volta che Putin è riuscito a metterci lo zampino, la situazione è rimasta stabile perlomeno. Ogni volta che la NATO, gli americani o che sono riusciti a fare qualcosa, la situazione è peggiorata, ci sono state guerre, e quindi io sinceramente lo vedo molto bene questo Nobel a Putin. Non ha fatto autobombe, quindi abbiamo visto altri Nobel che hanno dato il Nobel per la pace anche all'Unione Europea. Io invece sono contrario al premio Nobel, lo sai benissimo. Sì, lo so, ma tu sei un contestatore, un bastian contrario, quindi capisco la tua Quindi io contrarietà. invito Putin a non ritirare il premio Nobel se qualcuno glielo volesse dare. Anche perché prima di lui non ha dato, insomma, l'hai ricordato tu, anche a Barack Obama. Sì. E quindi non è un segno distintivo positivo avere il premio Nobel, Devi essere costruttivo, devi essere. Effettivamente, diciamo che ci sono stati dei premi Nobel abbastanza incomprensibili. Forse è il caso di mettere, come dire, le pedine al loro posto, ecco. Putin rifiuta il premio Nobel. Mandagli una mail, poi quando ti ha risposto me lo dici che vediamo. Ok, visto l'indirizzo cos'era? matteo@governo.it. No, quello era... il nostro federale non è ancora a Cremlino, magari più avanti ma non adesso. Sì, l'appuntamento comunque ti ha fatto un po' sorridere questa notizia, oltretutto che il premio Nobel cerchi di dare a chi insomma si sta più mettendo di traverso agli Stati Uniti, si sta mettendo di traverso a un certo modello di Europa, per non parlare del resto del mondo. Insomma. Hermes, se tu guardi con un po' di distacco quello che è successo negli ultimi anni, vedi che di punto in bianco ci sono degli stati che si fanno i fatti loro, mettiamola così, e iniziano, non si sa perché, non si sa per come, a diventare degli stati, tra virgolette, canaglia, era un termine che usavano tempo addietro. Poi partono queste campagne di stampa che sembra che stiano uccidendo, che stiano facendo chissà che. Partono questi rivoltosi che non si sa da chi prendano i soldi perché hanno sempre mezzi, comunicazione, hanno delle pletore di giornalisti che li incensano, e poi salta fuori questa guerriglia, non so se ti ricordi quando erano in Libia, ogni giorno il telegiornale dicevano oggi gli insorti, perché sono insorti, non sono guerriglieri, ok? Sono avanzati di 40 km verso ovest. Poi quando sono arrivati dopo 3 mesi a 40 km al giorno in mezzo all'Oceano Atlantico hanno dovuto richiamarli indietro. Ma certo, è andata così. Il problema è che dopo rimangono le macerie. Arrivano le barche. Esatto, però la Libia adesso è uno stato abbastanza malmesso. È tutto trasparente, è tutto sul web. Lo so, appunto per quello la gente, è strano che a volte sembra non vederlo, perché anche in Siria sembra, se non c'è stato il nostro amico Putin, anche in Siria ha dovuto metterci un fermo lui, perché sennò si sapeva che c'erano gli arabi che sovvenzionavano, davano le armi chimiche, poi non gliele avevano date, poi arrivavano dall'altra parte. Ha fatto ordine e secondo me se lo merita. Ricordiamo il numero per chiamare in diretta, che è 02 66 20 35 29. Vedo che necessiti anche di una visita oculistica, caro Emiliano. Beh, insomma, Hermes, ti dico, se alla mia età fossi in grado di leggere il monitor del tuo portatile a 1,5 metri di distanza, beh, ecco. Hai anche un problema con le misure, noto. Comunque, vabbè. Ognuno ha i suoi problemi. Io mi fermerei qua, però fidati. Assolutamente sì.
Caro Emiliano, raccolta firme invece che a Verona e in Veneto è andata benissimo per il referendum sull'indipendenza, l'avevamo trattato anche noi settimana scorsa quando tu non c'eri, ma questo non è un problema. È andato oltre ogni aspettativa e abbiamo notato insomma, che ai gazebo della Lega Nord sono venuti a firmare tanti veneti, anche non della Lega Nord, ma per dare un segnale al governo che vogliono potersi esprimere sulle decisioni importanti, perché comunque ricordiamolo che questa raccolta firme è fatta per poter indire il referendum che altrimenti non si potrebbe fare. E quindi insomma è anche un messaggio quasi indiretto al governo centrale, dove invece per eleggere il Presidente del Consiglio non servono più le elezioni, ma basta avere in tasca la tessera di un partito, un paio d'euro, recarsi nelle sedi del PD e votare il proprio Presidente del Consiglio in questo modo molto democratico attraverso le primarie del PD, insomma. Sì, che poi le primarie del PD partecipano delle persone che non avrebbero diritto di voto in Italia, quindi abbiamo un Presidente del Consiglio che è stato eletto con i voti dei cinesi, degli extracomunitari. È un altro argomento che porteremo avanti. Siamo in un mondo globale, quindi tutti devono poter votare tutto. Tu pensa che i cinesi a casa loro non hanno mai votato, quindi sarà globale questo mondo, ma alla loro maniera. Però ti dico, sono successi dei fatti anche abbastanza simpatici a gazebo. Ad esempio 2 signore romane sono venute a votare e tra le altre sono stato anche redarguito perché mi hanno chiesto dove era la sede della Lega per fare la tessera, e gli stavo spiegando dove era la Gianfranco Miglio del nostro amico Vito, e questa ha iniziato a insultarmi in romano perché secondo lei io lo stavo spiegando male. Probabilmente conosceva Verona meglio di me, però sono stati momenti anche piacevoli, divertenti direi. Ecco. Nonostante le condizioni meteo avverse, le persone sono uscite per poter venire a firmare. Noi abbiamo demolito un gazebo, pensa, perché il vento era sabato pomeriggio, era talmente insistente, talmente forte che abbiamo dovuto comprarne uno nuovo. E ricordiamo che la gazzebata proseguirà sul territorio anche nel prossimo fine settimana, quindi saremo ancora in molti comuni, in molte province per raccogliere le firme di chi non è potuto venire ai gazebo. Oltretutto saranno aperte tutte le segreterie provinciali dei vari capoluoghi di provincia, in modo che le persone possano anche firmare durante la settimana se non possono andare nel weekend, insomma. Quindi un'apertura a 360 gradi verso i veneti per poter dare l'opportunità di potersi esprimere. Sembra imbarazzante, sembra una cosa surreale, ma è così, insomma. Stiamo cercando di dare la possibilità ai veneti di potersi esprimere attraverso un referendum che lo Stato centrale effettivamente non vuole. Ecco, giusto per sottolineare le differenze, non sono necessarie monete da 2 euro per le nostre firme, sono totalmente euro free, giusto per sottolineare la differenza di partiti che sembra raccolgano milioni di euro che dopo non risultano dai bilanci che loro pubblicano sui loro siti. Però questa è un'altra cosa che abbiamo già trattato, che tratteremo ancora alle prossime loro primarie. Da noi il voto è libero e come libero è anche gratuito. Assolutamente sì. Caro Emiliano, adesso potremmo andare con un altro stacco musicale e dopo ritornare in diretta con il prossimo ospite dalla provincia di Verona, questa volta. Abbiamo qualcosa dei Guns? Non credo.
in diretta su Radio Padania, al mio fianco Guido Emiliano, che è ancora qua con me. Sì, effettivamente sì, con la tua simpatia è così, come dire, coinvolgente che non mi sono nemmeno sognato di pensare. Caro Emiliano, invece dall'altra parte che molto gettonato, che molti ci hanno richiesto di rimettere in onda e quindi l'abbiamo contattato, siamo riusciti dopo i suoi viaggi all'estero a recuperarlo nella nostra trasmissione. Oltretutto era la stessa persona che ci aveva fatto credere che stava girando un film, che stesse girando un film, porta pazienza, anch'io sbaglio ogni tanto. Abbiamo con noi Alessandro. Ciao Alessandro! Buonasera a tutti, buonasera, come va? Buona Padania! Buona Padania anche a te. Bello però sentire uno che ti saluta con buona Padania. Vero, è originale sulla nostra radio. Sì, assolutamente sì. Alessandro, a proposito, tu insomma che sei un uomo di mondo, che giri all'estero, soprattutto verso est, cosa dici della situazione politica attuale nel nostro stivale? La nostra situazione politica, dove mi fai ripetere perché ti sento bassissimo, non so perché. No, è lui che l'ha messa giù incasinata. Voleva chiederti cosa ne pensi di quello che è successo di questo nostro governo non votato, il terzo di Renzi. Ah, del governo Renzi? Ah beh, giustamente il terzo colpo di Stato che fa il nostro Presidente della Repubblica. Io penso che naturalmente ha un buon carisma perché è riuscito a vincere, cioè è riuscito a essere eletto dal Partito Democratico, però a me sembra il governo delle chiacchiere, ma da come si vede la prima roba che hanno fatto il decreto Salva Roma, perché noi sappiamo benissimo che la prima città che è fallita in Italia, chissà come mai, è stata la città centrale, la città di Roma, perché hanno solo bisogno dei nostri soldi e basta, e quello è il problema. Perché tutte le città si arrangiano. Roma è abituata a chiedere soldi e come sempre hanno fatto un governo per salvare Roma, ecco. Però Alessandro, aspetta un attimo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché ieri sera seguivo il nostro segretario a Ballarò, mi pare che fosse, e effettivamente hanno fatto una lista delle città che sembrano avere qualche problema e sembra quasi che i bilanci vadano male oltre una certa latitudine, perché ci sono diversi miliardi di euro che dovrebbero trovare per sistemare le varie diciamo amministrazioni in situazioni critiche. La cosa più strana sono bilanci commissariali. Esatto, la cosa strana era che Venezia si è presa le sanzioni perché ha sforato il patto di stabilità. Questo non vuol dire che abbia fatto delle cose, dei bilanci estremamente gravi, ok, vuol dire che aveva i soldi in cassa e li ha spesi per i cittadini. E però il patto di stabilità promosso da Monti dice i soldi li devi tenere lì e non usarli, darceli indietro, e per questo Venezia è stata sanzionata, e questo è veramente, siamo alle comiche. Io penso che neanche nella Repubblica delle Banane possa succedere una cosa del genere. Ma noi dobbiamo stare a quello che ci dice l'Europa, quindi come tu sai abbiamo la legge di stabilità e non si possono fare investimenti, non si può spendere di più, cioè si spende lo stesso, però come tu hai detto adesso stanno iniziando anche le altre città a battere cassa al governo centrale, quello è il problema. Allora io penso che avremo un futuro di cambiamenti e un futuro molto critico per le nostre persone, naturalmente per il nord, perché qua io vedo che le aziende sono tutte messe male, dobbiamo lavorare e le amministrazioni pubbliche sono solo in grado di chiedere dei soldi. Adesso abbiamo le nuove tasse, la TARES, tutto quello che ci va in giro, e io non so qua come faranno i cittadini a pagare tutto i cittadini, i pensionati e gli operai, perché gli imprenditori ormai hanno i bilanci a zero, non so come fanno a pagare. E non so come andremo a finire. Andremo a finire, sai cosa faremo? Che faremo come l'Ucraina, chiederemo la secessione, cacchio. Faremo il referendum e batteremo cazzo e ci staccheremo da sto governo di... Va bene, dai, mi finisco il discorso perché sennò comincio. Secondo te viene a darci una mano il futuro premio Nobel per la nostra secessione? No. Ma sì, gli hanno dato il premio Nobel per il discorso della Siria, ma... Dimmi. No, volevo chiederti invece, appunto, Putin, come lo vedi a destra?
Allora io ti dico la verità, io ti dico le cose come stanno, perché i giornali non le dicono. Allora io ti dico, adesso ti dico la verità delle robe, perché io da 5 anni guarda che ho fatto una fabbrica in Ucraina e l'ho già chiusa perché non posso più lavorare lì, perché sennò veramente mi sparano, viene fuori dei casini. Allora io ti dico la verità, allora fino a 3 anni fa c'erano in tutte le piazze dell'Ucraina, delle città principali dove io sono, c'erano i gazebi per protestare contro la carcerazione della Poroshenko. Ok, dopo quando allora hanno fatto le elezioni democratiche, è stato eletto Yanukovych ha detto che ok, voi il popolo ucraino mi date la possibilità di governare, io vi do la possibilità di entrare in Europa, ha preso i voti. Poi naturalmente le persone ucraine in una determinata determinati, soprattutto la zona ovest, non è pronta per entrare perché non hanno ancora le infrastrutture, non hanno ancora le fabbriche. Allora cos'è che hanno fatto? Loro per intanto si sono rifiutati di entrare dentro in Europa, naturalmente il presidente, questi qua si sono scaldati, naturalmente l'opposizione si sono scaldati e degli studenti hanno cominciato a fare le proteste. Però le persone, i cittadini ucraini, mezzi cittadini ucraini non vogliono andare in Europa, perché ti spiego, tutte le fabbriche della zona est ucraina hanno 20 acciaierie, hanno la raffineria, hanno il porto e lavorano tutti esclusivamente per i russi, cioè hanno fatto le fabbriche con i soldi russi. Allora ci sono la parte est dell'Ucraina non vuole entrare in Europa e quindi chiederà la secessione e quindi verrà che in maggio ci sarà il referendum, parte dell'Ucraina si staccherà e saranno dei governi autonomi che per lavorare per la Russia, e la parte naturalmente più povera chiederà di entrare dentro in Europa e verrà probabilmente assorbita dalla Polonia probabilmente, e quindi giù soldi e si metteranno d'accordo con i polacchi per fare delle infrastrutture per portare là delle fabbriche. Tutto qua un grande casino. Io non capisco cosa vuole fare Putin, ha preso i soldi dai cinesi per fare determinati investimenti. Ascoltaci un attimo. Dicevo, visto che hai fatto un'analisi estremamente puntuale e molto dettagliata, secondo te queste proteste, queste notizie che sono arrivate negli ultimi mesi dall'Ucraina, erano spontanee oppure erano sovvenzionate da qualche entità, qualche... No, è stato il governo di opposizione, è stata la Poroshenko che ha fomentato un grande casino per entrare dentro l'Europa, ma c'è una parte dell'Ucraina che veramente vuole entrare dentro l'Europa, ma è la parte più povera, purtroppo si stanno sviluppando, non voglio parlare male, però non hanno niente, sono capaci di bere, capite com'è? Sì, effettivamente sì, adesso si inizia a chiarire un attimino i dubbi che avevamo, però lascia perplesso, cioè anche queste... come dire, le notizie che arrivavano da noi che sembravano tutte a senso unico, perché sembra quasi che tutti i cattivi siano dalla parte dei russi, tutti i buoni siano dalla parte non si sa che, come dire, tutti i cattivi sono dalla parte di chi deve ancora prendere il premio Nobel e tutti i buoni fossero dalla parte di chi invece questo premio non si sa come l'ha già preso. Quindi eravamo abbastanza preoccupati. Adesso è stato molto utile, Alessandro, questa tua analisi, che veramente non possiamo non ritenere precisa. Hermes... No, ma guarda, io magari, questa è una mia opinione, però io ti dico una cosa, la Russia, soprattutto nella zona di Donetsk, dove io li conosco benissimo, nella zona di Odessa e nella zona nord, hanno investito di moltissimi soldi, e tutta l'economia ucraina serve per portare i loro prodotti, i loro merci in Russia, perché stanno costruendo molto. Però se gli vengono a mancare determinate fabbriche, se gli vengono a mancare 20 acciaierie russe che hanno in Ucraina, perché io ho contato 20 acciaierie che sono dei russi, dimmi come fanno a avere il ferro per costruire i palazzi. Io lo capisco che il Putin è andato lì con i carri armati per difendere le loro fabbriche, le loro cose, come se tu fai una fabbrica in Germania e viene occupata dai tedeschi così. Non so tu cosa faresti? È una domanda che dobbiamo porci e che la giriamo logicamente anche ai nostri ascoltatori. Torneremo ancora sull'argomento, perché effettivamente penso che di settimana in settimana
ci saranno molti sviluppi di questa situazione. Mi raccomando, tienti pronto che sei il nostro analista della zona orientale. Insomma, va bene, dai. Io vi ringrazio, buona Padania. Ha fatto un'analisi molto puntuale. Bene, grazie Alessandro, buona Padania, buona serata e ti ringraziamo ancora per il tuo intervento. Viva la Lega Nord e non moriremo mai, perché noi faremo il nostro esercito per andare contro Roma e chiederemo la secessione. Insomma, è giusto così, è giusto così. Io farei solo un piccolo distinguo. Non la chiederemo, la attueremo nel caso, perché nessuno chiede mai la secessione. Quelli che l'hanno fatto nella storia l'hanno messa in pratica. No, ma adesso andiamo avanti con il referendum, faremo tutti i passi democratici che si possono per raggiungere la tu sai che c'è il referendum in Scozia e sembra che dovrebbe essere la volta buona, però molti non sanno che comunque negli anni ne hanno fatto più di uno. È un percorso democratico che va posto in essere e che prevede diversi passaggi. Noi siamo a un buon punto perché comunque anche noi abbiamo questa strada da percorrere. Bene caro Emiliano, adesso andiamo con l'ultimo stacco musicale, dopo ritorniamo in diretta per l'ultima parte di Quattro Ciacole. Grene Grandi con Bruci la città, una canzone che dedichiamo
ognuno ha la propria città. Caro Emiliano, due le notizie che adesso andremo a vedere, a trattare, anzi a commentare in maniera morbida e lieve, come facciamo sempre, perché la nostra è una trasmissione ironica, satirica e autoironica. Autoironica, molto autoironica. La prima notizia è che a Donetsk i manifestanti russi hanno ripreso i palazzi governativi dopo che erano stati sgomberati dalla polizia ucraina. E l'altra notizia, insomma, che fa un po' il parallelo con questa è che la moglie di Clinton, Hillary, insomma ce la ricordiamo, Clinton è stato presidente degli Stati Uniti, quindi famoso, hanno dato le cronache perché le stagiste, dobbiamo dire. È uscita con un'affermazione, probabilmente, non lo so, tra un bar e l'altro, che ha commentato la situazione russa affermando che Putin assomiglia molto nell'operazione, nel modo di agire, ad Hitler. Un commento un po' scomodo e anche che io non condivido personalmente, soprattutto visto che gli vogliono dare il premio Nobel. Sì, secondo me è proprio questo il bandolo della matassa, cioè l'invidia, perché effettivamente se ci pensi, questa combricola che sono un paio di lustri che va in giro per il mondo a fare casini, l'Unione Europea il Nobel, come dicevamo prima, l'ha preso, Obama l'ha preso, lei no. Noi ci ricordiamo che insomma lei è stata testimone, cosa c'è di più pacifico nell'ammazzare una persona senza ammazzarla? Visto che sappiamo la buffonata del suo viso, come dire, accrociato quando in teoria stava guardando l'esecuzione di Osama Bin Laden, cosa alla quale non ha creduto nessuno, cioè effettivamente hanno fatto fuori un terrorista senza farlo fuori, quindi perché non dargli il premio Nobel? Certo, abbiamo una chiamata, caro Emiliano, la prendiamo assieme. Pronto? Sì, pronto, Padania Libera, sono Franco da Varese. Ciao Franco. Ciao Franco. No, visto che l'argomento stasera è un po' vago, però si parla anche di soldi, volevo sapere, ecco, volevo dire Roma e storie varie, e l'Europa, io volevo sapere, a me hanno proposto di andare in prepensionamento, ma il mio dubbio è, ma una volta che sono in pensione, ma ci sono i soldi delle pensioni oppure, io vorrei che, ecco, la butto un po' là, nel senso, so che non è la trasmissione data, però vorrei che qualcuno magari si interessasse e andasse a vedere all'INPS se effettivamente ci sono i soldi, perché io so che siamo messi male. Ho trovato qualcosa su internet che mi dice che l'INPS è in rosso, qui si rischia di andare in pensione e non prendere la pensione. Vi ringrazio, ascolto per radio. Ciao. Magari va a aumentare la folla degli esodati. Sì, un futuro da esodato non si nega a nessuno. Assolutamente no, anche perché insomma è brutto scherzare su queste cose, però effettivamente al posto del nostro amico Franco io ci penserei due volte, visto che sai, magari 5-6 anni fa si poteva ipotizzare, ma sembrava quasi una cosa improponibile, che non sarebbe mai potuta succedere. Poi è arrivata la Fornero, anche lei con le sue lacrime, ce le ricordiamo bene, e quindi dopo che è già successo una volta che gli abbiano detto vai in pensione che tanto te la paghiamo noi tra 4-5 anni, tanto non succede niente, io ci penserei due volte, però insomma è giusto che Franco valuti attentamente. Giustamente noi siamo stati un po' sul vago, quindi ma come la nostra trasmissione dobbiamo essere vaghi anche nella risposta. Franco, se hai una moneta da €1, tirala, vedi cosa esce. Se è testa, continua a lavorare, se è croce, entra alla faccia degli esodati. Bene Hermes, allora stavamo dicendo, e dopo questo siparietto quasi folk e quasi folle, avevi lanciato questi due argomenti. Il primo l'avevamo quasi visto, che era la manifestazione dei russi, che insomma no, veramente era l'altro, la Clinton. Ma perché devi sempre contraddirmi? Perché così ti sprono a fare di più, si può dare di più, tanto le canzoni le scegli tu in questo modo, quindi effettivamente abbiamo una seconda telefonata. Effettivamente abbiamo una seconda telefonata, la prendiamo assieme. Pronto? Pronto, buonasera a voi. Buonasera. Sono Franz, chiamo dal Veneto. Oh, un nostro concittadino. Sì, ecco, volevo dire questo, intanto vi seguo sempre ogni mercoledì e veramente è una buona compagnia, oltre che gli argomenti interessanti, ma volevo sottolineare questo per quanto riguarda il discorso
dell'Ucraina e della Russia, no? Voi avete bene detto, avete diciamo tirato l'attenzione sul fatto appunto che probabilmente la verità sta in mezzo, nel senso che qua sembra che diano tutti addosso ai russi, sembra che il male assoluto sia a Mosca, ma probabilmente diciamo forse neanche gli ucraini si rendono conto di cosa li aspetterebbe entrando di corsa nell'Unione Europea, in questa Unione Europea dove noi siamo sudditi e dove noi non abbiamo scelto di entrare, perché come diceva ieri sera bene il segretario federale in una trasmissione, diciamo RAI, diceva bene, noi non abbiamo scelto, noi non abbiamo votato l'euro, non abbiamo votato l'adesione, non ci fanno votare niente, abbiamo una gabbia dorata che si chiama Costituzione italiana che ci vieta di esprimerci sui trattati internazionali, cioè roba da matti. Allora io dico, riprendendo un precedente ascoltatore che diciamo la buttava là sull'indipendenza, ho sentito questa sera una trasmissione dove molti movimenti indipendentisti veneti, benedetto Dio, stavolta stanno facendo cartello comune, insomma, con la Lega Nord, grande diciamo stratega, perché la Lega è il movimento più grosso, ma in questo momento dobbiamo stare uniti e compatti perché il nemico è fuori, dobbiamo portare a casa l'indipendenza perché signori miei guardate che qua ci vogliono mangiare tutto, quella famigerata imposta che metteranno adesso che si chiama Tasi, che è l'IMU camuffata, ci porterà via il resto che abbiamo. Abbiamo gente che non ha i soldi, che non ha le risorse per pagare le tasse, perché la casa è l'unico bene che ha. Vi saluto, vi ringrazio e vi chiedo scusa se sono stato un po' lungo. Padania libera e secessione veramente. Grazie anche per i complimenti e continua a seguirci anche nei prossimi mercoledì, perché comunque noi, se non ci chiudono ogni mercoledì siamo qua. Abbiamo un'altra telefonata, chiedo ovviamente al prossimo radioascoltatore di essere abbastanza asciutto perché purtroppo siamo in fase di chiusura della trasmissione. Pronto? Ciao ragazzi, sono Raffaella da Sondrio. Ciao Raffaella. Secondo me l'importante è che li lasciano votare. Assolutamente sì. Siamo tutti quanti concordi, anche perché insomma la cosa più importante è proprio insomma, il fatto di potersi esprimere. Caro Emiliano, invece, intanto salutiamo anche Raffaella. Condividiamo il fatto di combattere battaglie comuni sulla questione dell'indipendenza del Veneto e quindi è vero, tutti quanti i veneti, anche di tutte le associazioni indipendentiste, dovrebbero fare una lobby del Veneto. Sì, sai, tra le altre dovremmo approfondire un argomento che è passato come al solito sotto silenzio stampa, però magari lanciarlo per la settimana prossima. Tu sai ad esempio che l'Islanda ha ritirato formalmente la richiesta di adesione all'Unione Europea dopo aver messo in galera i banchieri, mandato a casa i politici che avevano fatto quello che era successo con quel mezzo crack bancario, finanziario, non si sa bene, ha formalmente ritirato la sua richiesta di adesione all'Unione Europea. Cioè è il primo paese che gli ha detto: senti, sai cosa c'è? Io sto tanto bene da sola con i miei ghiacciai che... Ma sai gli italiani invece per cosa vengono chiamati a decidere nell'ingresso all'euro? Io mi ricordo che quando c'è stata la scelta della moneta unica, non è che ci hanno chiesto: volete entrare in Europa, volete la moneta unica? Ci hanno detto: che cosa volete mettere sulla banconota? Quale monumento preferireste che ci fosse sulla banconota da 5 euro? Questa Costituzione scritta in quel periodo storico molto particolare da quei personaggi storici molto particolari, che ci impedisce di esprimere. Dice che il popolo è sovrano, basta che stia zitto. Dice che possiamo esercitare quello che vogliamo nei limiti della Costituzione, cioè come se ti dicessero: guarda, ti metto dentro una gabbia, puoi andare dove vuoi, basta che rimani dentro sta gabbia. Cioè, vedremo quello che riusciremo a fare con questa Costituzione, che dobbiamo rispettare comunque, e sarà divertente appunto. Insomma, rispettare ovviamente nel limite del possibile.
Caro Emiliano, siamo in fase di chiusura, quindi ringraziamo tutti quanti i nostri radioascoltatrici, le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, tutti i ragazzi che hanno partecipato, hanno scritto su Facebook, hanno mandato messaggi tramite WhatsApp. Che tu hai censurato. Che io ho censurato ovviamente, perché sai, a tutto c'è un limite. Ringrazio anche te per essere ritornato in trasmissione. Non ci resta che ringraziare, fare un ringraziamento particolare a Roberto Colombo, che ha permesso la messa in onda dagli studi di Milano, oltretutto in maniera come sempre molto efficiente, nonostante le nostre difficoltà di comunicazione, è riuscito a darci una buona qualità audio. Non ci resta che augurare una buona notte e una buona Padania a tutti da Hermes Martini e Emiliano Malerba. Alla prossima. Buona Padania.